Pasticcerie artigiane ferme proprio quando parte la produzione di uova di cioccolato e colombe. Per Confartigianato un'assurda discriminazione. I decreti del governo hanno bloccato la produzione e la vendita di uova di cioccolato e colombe in gran parte delle 800 pasticcerie sarde dove lavorano 2000 addetti. La denuncia di Confartigianato è un'assurda discriminazione rispetto alla grande discriminazione e ci saranno perdite per 15 milioni di euro. Il servizio di Paolo Mastino. I locali chiusi, non possiamo produrre, ci siamo ritrovati che noi avevamo iniziato già la lavorazione del cioccolato e delle colombe e quindi siamo rimasti così bloccati. Qui siamo a Nuoro e questo imprenditore a dicembre aveva comprato tutte le materie prime dal cioccolato alle farine per produrre uova e colombe, ma invece ora si trova a fare i conti con merce che deperisce e una valanga di ordini annullati. Sarà una Pasqua amara per i pasticceri artigiani sardi. Secondo i dati di Confartigianato le perdite sono da almeno 15 milioni di euro, una cifra enorme considerato che le imprese del settore sono poco meno di 800. Quintali di cioccolato che deperiscono, tonnellate di farina e zucchero inutilizzabili, migliaia di uova rispedite al mittente e personale in cassa integrazione. Un dramma che coinvolge oltre 2000 lavoratori. È una tristezza vedere di questi prodotti già preparati che sicuramente daremo in beneficenza. Qui invece siamo a Iglesias, questa pasticceria produce ancora ma in piccolissime quantità e gli affari crollano. Quest'anno per noi era la stagione dei matrimoni perché nel 2020 cifra tonda, anno pari, quindi tanti avevano scelto di sposarsi quest'anno. Abbiamo iniziato già a risentire delle perdite di qualche matrimonio comunque annullato. La maggior parte sono ancora in stand-by, aspettiamo notizie. Confartigianato parla di assurda discriminazione perché ai negozi e alla grande distribuzione è invece consentita la vendita diretta di prodotti dolciari e chiede una modifica. Noi speriamo che si possa riaprire almeno per garantire ai clienti insomma qualche dolcetto, perché adesso lavorando con le consegne a domicilio siamo comunque limitati, non avendo tanto tempo a disposizione, non potendo girare più di tanto, alla fine non riusciamo a soddisfare le richieste di tutti i clienti.